Dopo 44 anni alla direzione dell'Associazione Jesolana Albergatori, contribuendo al consolidamento che l'ha portata a essere oggi una delle realtà più importanti della città, Mario Lazzarini lascia il suo incarico per la pensione e per rendergli un meritato omaggio il direttivo dell'AIA ha organizzato nella serata di ieri una festa a sorpresa al Ferrowine di Jesolo, dove ricordare assieme a lui, attraverso le parole dei presidenti che si sono succeduti, i bei momenti trascorsi assieme. Questo mi fa un immenso piacere perché prima non me l'aspettavo, una sorpresa che arriva da un sacco di persone che io ho avuto modo di conoscere e che non so come ringraziare per questa serata che hanno voluto, l'ennesima serata che hanno voluto dedicarmi, e non posso che ringraziarli per tutta la stima e la riconoscenza che mi hanno più volte manifestato. E spero di aver svolto al meglio il mio lavoro, ma questa serata mi induce a pensare che probabilmente in parte ci sono riuscito. Come l'ha vista cambiare questa associazione che ha guidato così a lungo? Un'associazione che è cambiata con il cambiare dei presidenti. Io ho avuto la fortuna di conoscerne 9, di cui 8 ancora viventi, e questo è un traguardo importante, ed è cambiata perché ogni presidente ha cercato di dare l'impronta a fronte dei fenomeni che si affacciavano di volta in volta. Il momento più complicato e difficile è il momento delle alghe, ma lì è stata anche la svolta che ha portato la nostra associazione a fare una inversione di marcia completa, delle riflessioni attente per poi partire con la riqualificazione e trasformare piano piano la Jesolo da com'era a com'è oggi e proiettata in un prossimo futuro. Dopo 44 anni adesso la direzione passa a Giorgio Gagliardi. Cosa augura a Gagliardi e cosa augura all'AIA? Allora, l'AIA dovrà continuare ad essere un punto di riferimento non solo per la nostra città ma per l'intero Veneto e anche per tutta l'Italia, come hanno ricordato i presidenti che oggi mi hanno festeggiato. Il dottor Gagliardi è una persona che sicuramente sarà in grado di portare a compimento questa trasformazione che facciamo, questo svecchiamento, perché vorrei ricordare che lascia un'associazione con un presidente giovane, un direttore giovanissimo e 4/6 dell'organico nuovo, quindi sicuramente questa ventata di novità porterà l'AIA ad avere e ad assurgere a quel ruolo di leadership territoriale che ha sempre avuto e sono certo continuerà ad avere.